Empedocle intervista Camilleri, questo uno degli appuntamenti clou del Festival della Strada degli Scrittori. Gli studenti del Liceo Classico Agrigentino hanno raccontato l'esperienza vissuta a Roma nella casa di Andrea Camilleri, ex alunno della loro scuola. Sono stati condivisi durante la serata alcuni stralci tra i più significativi dell'intervista che lo scrittore ha concesso nella sua casa romana tra i suoi libri, nel suo studio. Camilleri ha parlato delle sue opere, della lingua inventata per i romanzi sul commissario Montalbano, di letteratura, dei suoi contrasti con Leonardo Sciascia e anche di politica. Ho creduto nella politica per tanti anni. Ho partecipato all'entusiasmo del 45, 46, 47 del rifare l'Italia. Ci siamo riusciti a rifarla. E poi io consegno a mia pronipote un futuro assolutamente incerto, assolutamente oscuro. E sento veramente questo come un peso, come un fallimento che mi porto nella tomba. Siamo noi con le nostre mani che facciamo il nostro futuro, col nostro voto. Partecipate alla vita politica, con la incorruttibilità della giovinezza e con la forza della giovinezza. Forse riuscirete a compierlo sto miracolo. Io ve lo auguro dal fondo del cuore. È facile cadere nel populismo, nell'antipolitica, ma l'antipolitica non risolve nulla. Il populismo è la fiammata d'un mattino, non ha basi reali. Dovete credere nell'idea nella quale credete, quale essa sia. Vedete, quando ero giovane io ero convinto del mio comunismo, ma il mio compare Peppe Fiorentino era altrettanto convinto del suo essere democristiano e ci scontravamo, ma nel momento in cui avevamo qualche cosa di comune eravamo felici di poterla portare avanti l'uno a fianco dell'altro. E l'augurio che vi faccio: noi siamo out, non crediate che i Renzi, i 5 Stelle o le altre cose siano dentro la vostra storia. Loro sono già cadaveri, sono già fuori dalla vostra storia. Voi teneteli lontani dalla vostra storia e dal vostro avvenire. Fatevelo voi. È rimasta davvero una grandissima emozione, e non solo ai ragazzi, intanto perché hanno avuto la possibilità di conoscere lo scrittore nella sua casa, tra i suoi libri, respirando quell'atmosfera di cultura, di sensibilità e di accoglienza che lo scrittore molto generosamente ha voluto regalare, trasmettere, far sentire ad ognuno di noi, tanto che al termine dell'intervista ha voluto anche abbracciare questi ragazzi uno per uno, e a tutte le domande ha saputo dare una risposta non semplicemente importante, perché ha consentito di cogliere sfumature preziose dei libri che i ragazzi avevano letto e su cui appunto avevano pensato le domande stesse, ma perché ha saputo dare delle narrazioni, dei racconti che appartengono e appartenevano al suo vissuto, alla sua storia, alla sua infanzia, al suo essere stato un alunno del liceo Empedocle.